La petizione europea per la tutela del fiume Tagliamento, già presentata nei mesi scorsi da alcuni esponenti di diverse battaglie per la difesa del territorio del Friuli Venezia Giulia, arriverà il 25 settembre alla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Abbiamo sostenuto convintamente la petizione che è stata portata dal Comitato per la Vita del Friuli Rurale. Sarà la nostra eurodeputata Valentina Palmisano a presentarla il 25 di settembre. Riteniamo che sul fiume Tagliamento si sia proceduti in maniera pasticciata, con una confusione progettuale che non ha precedenti. Tra i promotori della petizione è il Comitato per la Vita del Friuli Rurale, che ribadisce quelle che sono le gravi criticità legate alla cosiddetta traversa laminante, definita pericolosa e inefficace. Questa traversa abbiamo dimostrato che non solo è inutile, ma non sta in piedi. Che la gravità delle cose che abbiamo individuato vogliamo siano portate alla considerazione delle magistrature per le gravi ripercussioni che ne potrebbero derivare con il nostro silenzio. Questa scelta progettuale, questo progetto praticamente, come abbiamo dimostrato, non è nemmeno in linea con le procedure, le linee, le leggi europee. Noi a questo punto veramente terremo duro, chiederemo all'Europa di insistere, di essere presente e soprattutto di vigilare anche e di dare quello che è il giusto sostegno alle richieste del territorio.